oggi la gente ti giudica. Io mi chiamo Maria Teresa Cacotardi, come ha già detto il dirigente, insegno storia e filosofia in un liceo scientifico di Santa Teresa di Riva e nel passato sono stata anche docente di questa scuola, che devo dire sento molto vicina. Sono onorato di essere stato invitato dal preside Gianluca Rapisarda del Liceo Lombardo Radice di Catania oggi a festeggiare con i suoi studenti e le sue studentesse, con il personale docente ATA, la 19ª giornata nazionale del Braille. Addirittura vi direi che non sono solo onorato, ma gli sono grato. Gli sono grato per la sua lungimiranza, perché dimostra per l'ennesima volta quanto il Liceo Lombardo Radice sia aperto alla cultura dell'integrazione e quanto faccia nel concreto ogni giorno per cercare di sedimentarla e di diffonderla tra le giovani generazioni che frequentano questa scuola. Oggi ho avuto l'opportunità, insieme alla professoressa Cacopardo, di parlare con le ragazze e i ragazzi del primo anno di chi era Louis Braille, dell'importanza che il Braille ha avuto per i non vedenti di sempre, non solo del passato ma anche di oggi, di strumenti tifloinformatici e tiflotecnologici che sono oggi l'evoluzione e l'aggiornamento del Braille, ma soprattutto di dare testimonianza, io, la professoressa Cacopardo, insieme al preside non vedente Gianluca Rapisarda, di quanto oggi anche i non vedenti possano contribuire alla cultura dell'integrazione, alla cultura dell'inclusione e a dimostrare che la disabilità visiva non è un ostacolo insormontabile che ti impedisce di poter raggiungere risultati, ma tutti con la buona volontà e l'aiuto della società riusciamo sicuramente a poter portarci avanti. Ma due grandi, onesti lavoratori che con grande sacrificio, con grande spirito di volontà, senso di dedizione al lavoro, dello studio, ce l'hanno fatta, seppur con accorgimenti diversi, attraverso appunto l'apprendimento del Braille, di cui vi parlerà la professoressa Cacopardi,